sensi, hanno l'esteta scritta da letterati o grandi autori, ma da gente che aveva più o meno come gli altri, anzi, pensa precisi, hanno manco stata scritta, all'esteta tramandata a memoria di quei figli ci arriva ai nostri giorni. Pensa che è una canzone del 1796, quando gli italiani comandavano su una parte. A quei tempi i francesi e i tedeschi si davano da lungo botte da orbi, così per tenersi in forma, ma fermo attenzione perché non faceva come si fa per esempio con un ballone, una volta a casa dell'uno e una volta a casa dell'altro. No, quelli preferivano un campo neutro e quello campo manca fa la posta, voleva lungo il nostro paese. Paese che con il passare degli anni si è specializzato su una belle case, solo due cose: tanta brutta miseria e tanta bella carne da macello. Però senti un po' quest'altra di canzone. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane, e dolente ognuno si partì. O vigliacchi che voi ve ne state, con le mogli sui letti di lana, spernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Ecco, questa canzone è un po' più vicina ai nostri giorni, alle difetti da guerra del 15 e 18. Ma questo non vuol dire che sia tanto di specie dall'altra. Anche questa canzone dice che la storia che ne insegna la scuola non racconta mai quello che realmente pensava quei poveri figli che meschinetti hanno costretto a scavarsi intabrate entusiasto con le trinseche che spesso diventavano anche le tombe, e tombe senza manco una croce suvia da poi spendere le lacrime. Cimitero di noi soldati, tabu, tabu, tabu. Ma gli altri italiani sono fatti di Roma. E così continuiamo a cantare e cantiamo anche in 1940. Cantando con le lacrime agli occhi. Che difetti che ha poco da stare, Facciamo poi Cartanonaia, per esempio. Chi la conosceva sa benissimo che noi eravamo vicini del Bunano, che aveva 10 polimpe e pa di scarpe, 7 polimpe che sortiva in metro del ritiro e 4 polimpe la mandilla da corpo. Insomma, per farla breve, un molino solo ne aspettava due paletti. Quando era finito, a quel punto le strade erano solo per due: o Basina Scelta o Bursa Negra. Il valzer che balla ogni dì, la borsa nera. La vita va presa così, alla leggera. L'inquilino del piano di sotto vende il riso e si compra il salotto. Il portiere lavando le scale vende il sale e fa dei milioni. E sbagliato, continuiamo a cantare. Cantiamo anche quando un portico di casa nostra ne limpa dei sacchetti di sabbia e poi fiora che scriva il cofano antiaereo. Cantiamo quando ne leva un caffè e diciamo che ne fa male. Però cominciamo a cantare un po' meno quando le cose che ne fa male sono importanti. Ne fa male la carne, l'olio, il tiro, fino al savone ne fa male. Allora, per fare la tornata questa qua di cantare, un capo caseggiato ne consente di allevare conici e galline e esci tutto di casa. Chi galà? Quelli che non vogliono può lasciare l'afferto direttamente in cucina. C'è poi, sucche, fasce, tomate, un po' dappertutto, dai vasi in cibartini ai giardinetti. Pensa che a cena, c'è copertura a due anni, se arriva a cantare un gran. I strasemi segreti e costretti a essere la biblioteca, perché strasse e ferroviario servono alla patria. Esattamente come qualche tempo prima che ha servito le nostre pignate di ramo e avere a do da mamma. Anche le bestie cominciano a essere più belle. Oddio, magari un cane un po' meno, ma un gatto, quello che gli aveva ben distanti dai pigliati dai cassoni. Poi a definire magari da sortire a culo. Non è il periodo decisamente negro in tutto e dappertutto. Dappertutto quello che a Roma fare. Difatti, il 10 giugno 1940, intera certa ciassa di Roma, che più di gente che fa la festa, quando qualche giorno la facciamo a barco, non dice, non faccio sentire quello di Dio.
segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria. Ma cosa avessi fatto tu? L'ora delle decisioni irrevocabili. Io la signore fatto. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli aggressori. E siamo 3-0, eh? Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia, Gente che è uguale in fisico. Difetti? tutte le Vinceremo! Dimentiamo Odrio perde da lui. E da me quando si dica qua, ci sono delle 3 anni che mi hanno stato luciando, ma sta settimana le state a Giunega, grande tutte, non che vedo il bello niente, ma non c'è va che fanno lettere come una volta. E te credo che da quel letto non è sciolta niente. Saieva sa un miracolo contrario. Lei già bollito e scremato almeno 4 volte. No, ma mia lezzetta che questo chiudo di essere è buona, che te l'hanno avuto direttamente. Dalla centrale di Fregino. Se non fosse amica tua, l'avrei già denunciata a mio marito e lui l'avrebbe fatta mettere a posto. Sono proprio quelli che fanno la borsa nera a rendere sempre più difficili questi momenti. Diciamo i momenti. E diciamo anni e questi ultimi 3 che hanno comunitato i tentati di effetti. Hanno momenti che siano, resta dell'un feto, che è tipico una catena, restano i pesi nemici da patria. Nemici che cose? Da patria. Da patria. La patria. Che poi è quella cosa che gli altri meschetti non puoi mangiarsi, perché altrimenti hanno per giornata a mangiare alimenti come Tito e Guido e Maio. Ma cosa ti stai già stemando, nonno? Ah beh, se di quello che si pensa che ti lo leggiasti massa, meglio che ti sciolti subito dal tabernacolo prima che lo faccia saltare l'aia. Ma mi mattasto per vedere chi sei che su. Ti mi stai meravigliando anche. Ecco, questa è una già schema, meravigliarsi. Ma mi ha di questi temi che sono da mangiarsi, se qualcuno riesce ancora a mangiarsi di qualcosa e poi via. Meraviglia delle meraviglie, o saeva se da questo letto che sciolti solo tiro che mi serve. Ma quella mi saieva una meraviglia, ma un miracolo. Il burro esce dal latte buono e quello a catena tu porta per piatti. Perché non doveva buttare, ma non mi regala mica, la mia figlia lo pago anche mica come tutti gli altri, Ma perché lei ha una vacca sola che fa sì o no 3 litri di latte al giorno e lei ne vende una quindicina e poi non è tutto. Quando scende giù a Genova per non incocciare nella nonaria se ne porta dietro solo che 1 litro. Sì, ma gli altri dove piccia, ma ti rendi conto che vende latte a tutti i vicini? E trafficando con le carte annonarie qualche litro la rimette dal lattaio di Borgo
vicino, mi ricordo benissimo che da un litro d'elettrico ti offriva quasi mezzetto di bicchiere. Se vede che quella volta ti è capito un primo litro, quello originale. Quello da vacca, tanta gente. Decisamente. Sai, a lei non gli interessa tanto la qualità, a lei interessa la quantità e poi a lei preme fare più palanche che può. No, ma mia non fa solo più palanche, ma anche per salvarsi la pelle. Non capisco cosa tu voglia dire. E voi vi solo ricordate che l'unico con l'ha detto gratis, panne e pesce e mestinetti con l'Evangelo hanno messo subito un croce. E allora la catena per vivere tranquilla. E manco guai, perché mi lascia la testoretta di non che sciorgo un bicchiero, magari in croce non, ma la pedo mia e corna del vacca e non ci risparmio anche le tacchette. Comunque, io oggi non sono venuta qui per parlare di queste stupidaggini. Stupidaggini? E mia che se non è cose serie, queste ve le dico che ti ha fame negra le sue che scherzo rosa. Fame negra, ma non esagerare. Non ti c'hanno la più esagerazione, abbiamo avuto un nevatina. Ma te mangia cucina da te. Scherzando. Siamo qui che navighiamo nell'abbondanza. Tanta abbondanza che non te dico, ti vedi? Per non correre il rischio che fame cresce la panza, fa sua ginnastica la butti già tutti i macchini. Come ti stai a fenga? E lui dice, io ho avuto la fotografia sperando poi nella vernice di Pier Lambiti. Oh no, ma non ci quella mi ricordava come le fetta. Olio, ne hai? Ah, quello liquido preistorico che se ne condiva l'insalata. Lo sa un po' che non è vero da queste parti, comunque mi ha mini insalata con il ciucciolo con la gio. Dice anche fa meno ma. Mi dispiace, no? E anche a me, e faccia che a te. Comunque, se tu facessi un pochino a meno di quelle idee così arretrate che hai in testa, io potrei anche parlarne con mio marito e lui potrebbe anche venirti incontro. E con cose, con una solo di quegli 8 milioni di baionette, oppure con l'unico carro armato in trego come la show Menelite. Potrebbe, tanto per fare un esempio, trovare il modo di farti avere qualche tessera in più per il pane. Ah sì? E come fai ieri fa? Tu sai anche te come si fa. C'è in giro tanta gente che muore e la sua carta nonaria circola sempre. E mi sa anche tanta gente che muore proprio perché ne scende dalla carta nonaia. Lasciamo perdere questo discorso perché... Le veggio per te, altrimenti mia, ma scordo che te me ne settare quello sui due scale. Allora, questa tessera in giù può fare. Ti avvicina! No! Un le pan negro. E tu sai benissimo che mia roba negra mia è sempre nati in giù. Ma non essere uscite stume, lasciate da una manda che te ne hai bisogno di quanto papà. Non te da fare, figliera, perché eventi come Pito e Maio e quelli due lì in fotografia che permettono a tuoi puoi di tenere appesi per i 50 che passo davanti o che danno 2 euro e si più un tumore. La mamma lei sa detta, ma non ti collo. Allora, posso o non posso fare qualcosa per te? Visto che te in buoni rapporti con i capibanda, ti vorrei sanare di mettere giudizio. Ma giudizio a modo mio, non a modo suo. Ma come ti fai a metterla del lungo in politica quando te lì che manco ti sai come si fa per ti avanti? E chi ti dettagli, perché non sapeva come fare per ti avanti. Tanto che mi sapeva quelle due lì che faceva un po' scrollare bottiglia. E se noi San Fallo scrolleva tanto gli altri due da fare sul più bicchiere uscina le braghe. Ma cambia repertorio, no? Questa qui ormai è la vegia. Sì, ma sempre l'attualità, purtroppo non c'è la bottiglia gratuita, quelle due lì stavano trovando la balla gallucciata. Ma non è mica colpa loro se ti va in questa maniera. Ah, porca miseria. Ti per vedere che ora è anche colpa a me, non me ne sono accorto. Ale colpa da guerra. E a guerra! A guerra chi è che la uscita? La uscita a me? Ma cosa ti dici? Fino dentro, sono tutti che non dentro un tetti. Mi sono trovato con una crianza su un maionetto. Ma tanto non studia.
se l'ho fatto qualche volta, l'ho fatto per chiamare in casa, ti ricordi, quando gli ha pronto da mangiare, lui là invece. La criò tanto da andare con me, mandava più in casa di quelli che erano meno che gli altri. Ma cosa vuoi capire tu, con quell'idea sovversivo che hai in testa? E ti dici giusto bene, meno che un trupperone che cacciò dentro cino al collo. Certe cose non le capisco, infatti su chiaro non andame perché mi devo stare sulla bottiglia d'olete con la speranza non dico le fare shortini di telo, ma almeno pigiare il tiro. No, l'ho vinto. E tanto sono qui a aspettare che tu e i tuoi fratelli, non so manco da dove perché manco so dove me l'ha già sbattuto. E ti mi viene a dire che vinto, che certe cose non le capisci, e tanto tu lì che mi arrestò un seno, quello pagliasso che poi usai fatto il guerra. Una gamba rete, una nuova con della spassuia, va bene che ci vertonta a testa o lì a anche prima della guerra. Ma no. E poi tutte le cose, quelli 2 grammi della medaglia d'oro hanno le mani a quinta parte, davvero che dai vedere tua patria mia. Bella fare, sì, bella fare. Non ti permettere di parlare così di papà. Non puoi sputare sui suoi meriti. Egli ha servito la patria, è stata la sua unica soddisfazione. Non gli è rimasto nient'altro. Quando la povera mamma... No! Non ti te può permettere di menzionare me. Non hai manco permesso che dormisse e caricose sempagine tu sei letto bene a sotterrare sotto a tunei e prie de calzi in naso senza manco una croce ma poi che già insieme. E un tuo fratello spariunta lei, anche lei faccia me a Sascinò. E poi, a due poi non le ha arrestato che a soledad a te. Amico, lei che le arrestò, amica in poncio, 4 mesi, e lei sa tanto che sei già qui in pe, che ricoverano il peggio e il rango. Tu estranei che comuna solo una cosa, fame, tanta fame e la speranza che ritorni ai tuoi fratelli. Però nonno, non è mica colpa di papà se va tutto in questa maniera. Lui ha fatto soltanto il suo dovere di uomo. Ma fa mi piace che il dovere non vuole quello di difendere la sua famiglia, non quello di mandarlo a macello. Papà è stato un eroe, non puoi sputare sopra una medaglia d'oro. E chi? In eroe o le se scrivono figliola medaglia d'oro della guerra di Spagna? Capisco che sulle pettine eroe. Un le da vedere sui giornaletti che fa di vedere c'è neanche i vigili. Ecco cosa sulle pettine eroe. O le cosa verso mettere in avanti al posto del cervello, cosa verso mettere il secondo mandare di da schiena al prossimo. E mi ha che se diventerò in questa maniera quando si ascoltiamo di essere soli a tutto e prima di tutto gli uomini. Ma tu sai cosa ti stai dicendo? Quello che penso. E mi rodo un fighetto che non avevo detto prima, sì, prima, quando eroi erano quelli che cantavano. Sul pane, dai, bianchi, per arrivare, sul pane, dai, bianchi, per arrivare, Prima ancora, quando gli eroi cantavano, non più re, non più padroni, tutti uguali siamo fratelli, alle leggi siamo ribelli dei sovrani e del Signore. Vogliamo la Repubblica, vogliamo la libertà, vogliamo sia del popolo l'Italia che sarà. E allora, perché non te l'hai fatto prima? vedi, non sono mai stato uno a fare l'eroe. E ho sempre voluto essere un uomo come tutti gli altri, un domuggio e basta. Per cui arriviamo ai 4 baccherne se lo lasciamo mettere qui addosso, senza capire che è proprio non c'è quella che stavi creando il vostro impero. E ora invece dei 4 baccherne sono tonei, le monte. Ma ti vedi, quello che faceva gli elementi come tu, ma io non pensavo manco che bisogna fare i vivi, lascia vivere, pensavo.
Invece, campa, se ti affè e fanno finta di non vedere se me, pare che dicono non è per niente. Ma ti vedi, mi paiono cose grosse, cose che non puoi toccare, o investimenti come dicono, punta manco tanto quanto lui le picche. Invece mantucò e come, mantucò due puetre, manta pietro poi in tutta gamba e mantucò disperso. Comoda parola disperso, con questa puoi dare allo stesso tempo qualche speranza o anche dire che le meglio non sapete per il fino l'hanno effetto. E mantucò due puetre. Mia figlia morta, derrea questa parola che c'è definitiva, non si può nascondere giù niente. Vattene, mi piace lei, vattene via, che non voglio quelle vedite. No, calmate, per piacere, calmate. Mi poteva anche capire, ma... No, che non ti per capire, non ti per capire quello che mi rode dentro. Ma ti faccio vedere una cosa che se non ti capisci manco questa, vedi che non ti salva giù di giù. Portati alla casa qui nella salute, così sai in due a capire meglio. Ti e per lo straccio non ti problemi, Fai alle casa! Come vede la catena tranquilla già lei a sue vacca, la catena nemica della patria, e quella lì è amica di quelli che ci hanno dato, di quelli che dovevano andare qui in sulla veleno e non vestendo di derrapi bene a ricette, come faccio me. Magnate continuano a cantare, anche se a diavete, sai, faceva i campi sull'aria, invece di cantare Duce, noi vogliamo morire, snudo la spada per il patto sol, e galleghi e caldento e vedremo a te. preferiva cantare, credete, manco qua è tanto sottovoce, più o meno così. Duce, noi vogliamo andare, dacci di secche, buoni di so, che cavolo è merenda, non ne vogliamo più. Ma non mancava sulla roba da mettere dritta a pignata. Diceva che il problema si presentava già quando si trattava di dover trovare un fuoco da mettere su da pignata. Legna e carbone, specialmente il tessitei, hanno messo sempre su l'era. E scene come quella che stiamo per vedere erano piuttosto frequenti nelle nostre case. Oi, bene, Aia. Che fa male qualche... cangia il tempo. Ma che tempo? Tempo la ferma, la bomba. Che adesso sa chi, ma vedi che sei già finito porta. Mi vorrei che finisce all'inferno. E all'inferno che sono già stato. E sta gamba qui ha più testimoniale. A gamba dell'eroe, a gamba da medaglia. No, la gamba da carrega, che gamba vuoi che fare? È proprio da quella la carriera perché si voleva fare un po' di tempo su da queste quattro mignate che ne arrestò un po' di due patate dentro. Ah, lei, ma se pensa bene con chi che lei ha qui? Con tutti, ma specialmente con questa petita che non è uscita di dire. Per forza una casciata di pettere da ritretta, dopo atteso troppo piacere. Ma c'è una questione per tutti, c'è la questione per tutti,
biciclette che le rese giù più da una vaga di seconda mano. Ma perché non hai agattato qua borsa negra invece di stare lì a camminare come disperato? Perché la nostra borsa alle verde ufficio con qualche schimatura delle gruppine. Nessuno spiegò e Roma. Ma lei, ma se puoi sapere con chi lei anche? Con qui che ho. A proposito, ho visto su di me qui, già in porta con che stava cantando. E mica ratelò un po' di altre sbritate per cacciare. No, noi abbiamo ratelò da solo. E canti un po' di discorso per le mie. Tanto sei vecchi di altri. Sì. Ma senti, andiamo a questa maniera qui, a colpa, volete seguire tutta a me, perché la pura pratica lei anche qui, semplicemente un po' più d'accordo con me, Zeno, e cosa saiva in po' di E se riuscivi sarebbe d'accordo con me, contro Zeno, contro la figlia. E lo vostro barba del Roma, quello che si è messo sullo cielo in testa, invece di che mi sono ben mocato, che bravi sei, ma state anche bene. Ah, no, Oh, dico, sai benissimo che parlando male di me, Zeno parla male anche di mie. Ma che dopo qui sono convinto che è venuto a carrozzetto. No, calma. Che parlando male di me, Zeno, parlare male anche di mie. Perché me, Zeno, non solo vuole gran tocco grosso di partito, vuole anche una gran brava persona. E noi gran brave persone difficilmente tanto di conosci. Oh, ma basta, se non sapessimo ripetere tu. Che vi siete orgogliosi di aver fatto quello che ho fatto e appunto ci vi siete orgogliosi. Che se mi guadagno questa, da mi date a patria quest'altra, e se mi pizzate su questa, va bene? E mi me ne vergogno! Siete di quelli che ce n'è parenti e amici e siete di tutte le balle che hai fatto. Va bene, balle, sarebbe quello l'ho fatto da me tante, sono proprio giusto due tamagli. Non è balle che lei da testa, poi non te manca. A proposito di quelli che te manca, sono anche tante da quel fatto che sulla tua finata. Ma queste balle qui non si può bruciare con balle fresche. Le balle vecchie ne arresto. Non so, ma penso che l'abbiamo già bruciate tutte. Ma perché se vuoi bruciare una balla sei subito pronto per farne un'altra. Ma io non mi capisco, comunque vado su. No, non ne capisco da solo. Va bene, vado su terrazzo a vedere. Se che su acqua. A proposito di balle, sei tu un po'. Cosa mi dice questa? Allora, non è solo che musica, rimambisce un magico, ma un po' meno, ecco. Con te, Cosa? e tu sei male, mi devi mandare qui. E questo lo sempre faccio, ma non sei mica solo a fare questo mestiere. Quante ne hai avuto? Tante, Sapevo anche questo. tante, ma devi essere giovane perché sono tutte spante grandi, vale come dare solo che due. Irritoso. Finisce che per raggiungere buone quelle. E siccome mi dica le quadrate, diceva un fuoco mezzo di queste scritte, mani, deve qui, e andai a fare altre balle che per questo mestiere sei in artista. Aia, urca! Voglio che sa che c'è ragione qui, deve cambiare il tempo. No, è l'altro che deve cambiare, il tempo sta bene così come lei, siamo a fine del luglio, non fa manco tanto caldo. Ma scusa, però mi fa male. Aia. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il
comando di Capia, Pietro Badoglio. Volta, rivolta e torna a rivoltar. Sono i nostri regnanti l'Elera che voglio rimediar. Volta, rivolta e torna a rivoltar. Ma il vestitore vecchio l'Elera tutto da rammendar. No! Sì! Ma no, è vero! Ma non è vero, una lei che ha fatto di che cose che non sono vere! Una lei! Oh, dai che sei amico, che mi sono di contare la storia con la neta. Tu come tu riesci a dire che questa è stata? C'è un? Ma guarda, E le canzoni! non è possibile, non è possibile! No, è non più qualcuno che l'oscuramento, ma non sapere! È un scuramento e vedi a vedere eroe. È una fiabolata antico che parla di valore di San Giovanni Battista, vedi a vedere. Non è possibile, non è possibile! Ma è vero, allora che da chance! No, quelli non danzano, quelli cantano. E si cantano! E dicono tutto prima, ve lo dicono prima! Ve lo dicono l'ho detto la donata! E la donata mi ha detto così che mi davano una pensione per questa casa qui! E ora mi danno una pensione a quelli cantano! Sì, sempre mangiate, ma aspettato, oltre a pensione solo stiamo freschi. Ma diventiamo anche delle calcole, tela, c'è aperto, che è finalmente le Ma no, Carlo, devo farci più qualcosa perché qui, lo sapete da che parte mi sono sempre stato, questa volta non mi faccio cagare la rete, mi fa tutto redere, se qui tra i tuoi, ecco, le possibilità di fotografia per i tuoi. già offerto, non siete nessuno lo sapete da andare Ma tutti e due, come qualcosa bisogna fare. Camicia! Devo dare la camicia che qui se ne... È bene, E fai bene alle mavere, perché cavolo le figlie non vanno tutto. E io mi fermato, riconduita! Che c'ha niente che altrimenti la stessa roba. E per forza, per farsi una quelle mavere senza di spuntare. Ma non è i pomeli, lo spillo come papà! Allora sta bene, ma me lo potrà fare a cucire come invece questi lì. Ma lo spillo da metà! Ma già per Aia. l'errore! Cacciato le quella! No, questa qui dobbiamo tenere, non senza mai per i becchi, Sì, per la pensione 2000. dammi una mano, levare questa camicia qui che... Ma sei tutto suo, puoi pigliare un accidente. Sì, ma se mi trova con questa camicia che addosso mi trova d'accidenti. Mi senti un po' vecchio. Ma che abito la porta. Buona! Non dica che mi appicciavi, io non so che fatto. E tu va a vedere questa roba qui. E qui non c'è nessuno, quello che cercate è il candidato. E calma, però è che al candidato che sul terrazzo le vostre balle che mi sono seccate. Ma quella se non è mia via, apposta perché è pericoloso, No, pericoloso per qui, eroe, ma non per me. Ma per te mi sarà aperto. Non è che mi cazzo lo cacciare già a porta, cacciare giù. E ancora scena nati. Ma non c'è nessuno, io ce l'ho chiamato servizio, ma non passavo di qua, ecco. Aia. Ma senti che veniva a fare chi è? Papà, ti senti? Sulla sentio mia. Ma senti che veniva a fare chi è? Oh papà, Papà corno! ma mi stanno cercando! E guarda, arrivi qui e così cerca qui e tu e va qui. Via, che mi ha detto, ma di più che mi fa conoscere manco. No, allora presento mia, le vostre annezza. E vostra annezza, in questo momento alla bisogno Ma delle le mani, mica la vostra netta! Come degli altri alla bisogno? Ma là che il maio questa qui, E perché alla quello maio che ho alla bisogno degli altri? E te il maio di questo caccio? È stato rapidamente trasferito in zona di operazioni
un'operazione rigorosamente segreta. E dalla sotto spiega via. Io capivo la teoria, la brava persona. Oddio, io... Via, vai via, perché lì non ti conosco mai. Bella! Maurizio, se mi permettei ancora, tra lei la fai conti con lui. Ma questa tutti dicendo che sai la gentile, Ma mi sono buona là che giorni ancora di cadaveri senza qua camicia senza. Ma siamo in pericolo con lei a casa! Ma le vostre figlie a me messa! Non capire. Ascoltare la verità. Non capire stavolta chi è. Fai il macello vedere con la strada degli innocenti. Non c'è chi manco questa volta fa sul tifo per errore. E chi sente? Grazie. Se riesci in casa qualcosa di forte. E tu non riesci a sveglio ma in casa che solo di gran gotti d'acqua. Di neve. Sì, grazie. E a volte te gli sei abituata, la però viene da brusino. Oh, bello che capire. Te sempre peggio. Ho capito che la tua ospitalità la fai sempre pagare. È anche un ballo presumivo. Parliamo se c'è una. Se te da restare scusa, in questa casa sei a legge che ti ritorni e questa abitudine, anzi sa che te riporti me ne conto anche a me. Tutto qui e questo Sì, se capi già sprovvista e allora non ho potuto portarmi nient'altro con me. Volevi cima, pensa, ciò che cosa viene dentro? E medaglia di quello tomo grosso del tuo maio? E medaglie lui proprio. Ma quelli. E possa andare dentro oppure anche questo è un segreto di Stato? E se proprio vuoi? E ci va giù! Eccola! Altro che la caterna nemica della patria. Gli altri invece sai esistenti amici. Tanto amici che a parte un segno d'amicizia la regalano la nostra maniera dopo. E tutto il peso di quello stupido dell'acqua terra e magari da Evancun. Gli altri invece erano fuori da tutti, anche da quelli come te e poi che avevano detto anche a pelle. Attenzione, attenzione, Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Quello che l'ha detto il suo Badoglio con l'esodo, così tanto per sottolineare certe sfumature. Ecco qui. Italiani, per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore, io, Maresciallo Badoglio, assumo il governo militare del paese con pieni poteri. Come siamo qua a sottolineare questo bello pieni poteri, quello è tutto un programma, pieni poteri che conosciamo già, ma andiamo avanti. La guerra continua, dico chi? Da commentare qualcosa? Comunque stai tranquilli che non ho leso tutto, è giusto alcune due righe. La consegna ricevuta è chiara e precisa, sarà scrupolosamente eseguita e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento sarà inesorabilmente colpito. Se ne pensa del suo Badoglio? Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio Vittorio, con suo legno compare Vittorio, cioè già non do abbastanza il cognome. Mi ricordo quando eri fascista e facevi saluto romano, quando al Duce stringevi la mano, maresciallo e più viceré. La guerra di Grecia, coi soldati ammandati al macello, quando allora per farti più bello, rassegnati le tue difese, al paese giocavi alle bocce,
santo lume. È un lume. È un lume siamo sempre in casa. Con dei fortissimi carefu arrivava a cercato Borga e dei forti signori più sentivi gridare. I titetti che ho mette nel quarto la sala andava via. Con dei fortissimi carefu arrivava a cercato Borga e dei forti signori più sentivi gridare. I titetti che ci vede gallo per usare mangiata di Roma, il caretto chinando dai monti arrivava gente a sua bocca e dei forti signori più sentivi gridare. I titetti che a Butri negava orchestrati inondati insieme con dei occhi di pesce in caretto arrivava gente a sua bocca. A questo punto, mentre lo sciurubatoio si è messo non so più un corso nell'anetto che si chiamava Shorte fa questo comunicato che non aveva letto. Italiani, oggi 8 settembre 1943, io, maresciallo Badoglio, nella mia qualità di comandante supremo delle forze armate, ordino ad ogni corpo armato di cessare da questo momento ogni ostilità contro le forze anglo-americane e di reagire all'eventualità di attacchi da qualsiasi altra parte essi provengano. Ti ricordi la fuga gloriosa con il ragazzo terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Se Benito ci ha rotto le base, tu Badoglio c'hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi scialtroni, in Italia più posto non c'è. Cangia tutto. Ma la vacca da catena appassa dell'ungo per la 10ª strada, una strada piena di vaschette. Giuro che se riesco a far uscire un po' di burro da questo latte, mi faccio monaca. Ma se lei che te fai Mi faccio monaca! sei proprio tipo. E perché te fai esci pure Perché a catena, anche una volta, ci ha venduto un latte fasullo. provocazione pure male. Mia papà, Sai che siamo senza abitini. se ti donne senza mentire da questi tempi dove si passa pure che sei vecchio straffi. Dice buono, non lo buono. Le sciutti. E questo l'avevo capito, visto che era stato solo alla casa buttata a Montigia. Ma dove l'hai? Non so. Però prima di sciutti si limitò a dirmi che doveva cercare di recuperare qualcosa. Io ormai che ci poco da recuperare. I terzi devono recuperare, i recuperi sono recuperati, quelli che non hanno per recuperare. E fra i tanti recuperati, recupera qualcosa ti. Ma poco si rivede. Grande. E dove te le pigiò? Ma non vecchine, quello che c'ho, popolare pare. Cazzo! Ma questo è un frutto sacrilego! Ma che fiuto sacrilego, che non volevo mica portare via dal tabernacolo. Sì, ma gliel'hai sempre rubato! Ma che robot, ti ho fatto una battaglia per bello che me lo sono cicavato. Battaglia? Ma ti che piccò occupare?
A che compare con quei galline compare? La verità ma abbiamo fatto che quei galline con gallo soprattutto, perché il corso lì, il preposto lì ottiava piti, e galline zacche, sgnaffi, e zacche con gallo, proprio lì, lì. Vedi, non sono vari. Oh. Però, Sì. a cosa ne fermo di quello granduno? Pulente. Ne sa poi come non mangiare. C'era quella foto che è corrente. Con quello coso lì? Ma te da immaginare per il mese con quello coso lì? E ti danno ciato la pena più dal treno. E questo qui tanto poi finisce a fare, io se ne fa. Ma sai che? Se le scarpe arrivano a casa. Oh, ma sei portato? Una pignata d'egua. Ma è per fare cose. E le cave che tutti e due. No. L'egua, da Brunzi, a Sciarcancun. E poi te ne chiederei in tanta che non ti dico. Ma bambino, questa qui è l'egua di matti, vedi? A mettere una bugia che ti mi fa un po' di sa. E ora siamo anche senza sa. Ma siamo cusciti a te? Però da te che ti te ne accorgi solo ora. Gli altri che non metti da salvare, veniamo ne sa un po' che siamo in queste condizioni. E voi eroe, e rimediò qualcosa. Come na? Una portò due grandi, un carao parco. Ma non padre con quante volte ti devo dire, piti, zacca, piti, un gallo. Non lo può fare. Io lo robo galline non parlo, non puoi fare. Cioè, non fai quel robo, ti ho fatto una battaglia. Ma ti rendi conto che punti siamo arrivati? Rubare al parco addirittura. Mi vergogno di te, papà. A me ne vergogno poco coraggio per te vergognate. È vero che ti devi alcuna scusa su te padre, cosa è in regalo. Ma io mica l'hai rubata al parco. Ah no, non ti la roba al parco perché il prete non si sposa. Se non dica la mia sicurezza vi ho dovuto tabernacolo addirittura. Ma io non mi sarei mai permessa di fare un furto sacrilego come il suo. Dai che ha furto sacrilego, me lo portò via, padre con questo grano via, me lo portò via, alla maniera tu piti, zacca, le ha tutto quello con la parte gonfia tutto là. Ecco, piti, zacca, lo portò via dove pulito banchi. Ma voi avete un furto scemo, non sacrilego. Provate roba, vuoi evitare una ravina, no? E poi ho detto anche il furto di sommesso. Ma no. Ma cosa stai dicendo? Un furto non potrà mai essere onesto. Ma legalizzato, sì. E per esempio, è vero dove che mi facete in casa te, sono una prova di quello che dico. Comunque, l'onestà o la dell'onestà dei furti è sempre sulla base di tarocchi. Lei però non ho avuto io, no. E portò via davanti a un becco di quelle mestine delle galline che non avevano nato da tutt'ase. Se invece avessi a robo la gallina, riesci portò via tu. Allora una leva tampiata per poi essere mangiare e poi le galline che restavano non ci da mangiare. Ma possibile che non ne indovini mai io in vita a me? Riesci a portare a casa stavolta con il supremo sprezzo del periodo. E poi che grano, piti, zattezza. Mi un po' di grano mi fai da pulente, lo vuoi vedere più a gallina. Gallina di questi tempi, ma fai, non piace. Sentiamo se può la radio, per cui almeno per darsi che io se alle ti può sciugurare. Configgio rosso d'onde e
perché spandeo tutto ferro, perché non sa già smontato, con il nervo non so dove, manco mi so perché. Noi anderemo a Roma, davanti al Papa e al Re, noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. E ora comandagliati, anche se per tale potesse mentirci, dobbiamo fare credere che un babbo che l'ha già avuto in mano su Benito e tutta la sua cricca, tanto che fa mettere su una repubblica, con ministeri e tanto di esercito. Senti poco se ne dice su Graziani, un altro, un marasciallo, te il discorso con la tenio a Milano. Signori ufficiali, generali, cospetto, al cospetto, e questa è la nostra posso anche annunciare che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare l'organizzazione, il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con l'aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione tra comandi e tra soldati che dovrà essere anche qui la rivendicazione di tutte gli errori, di tutte le diffamazioni, di tutte le calunnie del passato. Dimostreremo che in un solo blocco italiani e tedeschi combattono per un'unica finalità, il trionfo del nazi fascismo. Papà, che sei molto ordaniato, ti vedi anche questa volta. Senti ancora come gli dici. Ti sbagli. Questa volta sappiamo cosa fare. Presto o tardi la giustizia viene spesso a galla. Ecco appunto per quello dicevo. E giustizia. Papà, siamo a posto, papà. Questa volta ce l'abbiamo noi dalla parte del manico. Oggi, se per manico ti intendi e stanghe di caretto, sono perfettamente d'accordo perché sei cresciuta. Sì, eroe, ma sei lei che cerca? Stavo cercando, lei sei Dio. Non è che sul mare metto tanto a quello. Non è capito. L'ultima volta avevamo visto che stavi lavando per terra. Poi l'hai cacciato il ronfo e ha spissato anche lì. Ma cosa bisogna fare? Non piace almeno a me medaglia. Te la metto che come mia mamma. A volte una medaglia. Prima alle diventata tante belle patate che mi mangio tutta la settimana. E ora già per la strada davanti saranno sempre quello di qualche di un altro. Ma cosa bisogna fare? Fotografie, ti mettiamo tu le fotografie. No! Cosa che? No. Là c'è che puoi mettere qualcosa che fai un bello disegno. Ma fotografie basta, anzi, che leggo anche quello di Benito perché ho lei in divisa e mi uomini in divisa. Quindi io vai a casa, non vedo più vedere, non vedo vedere gli uomini che ragionano anche che pensano. Non ti immagini da guerra, anche mi faccio rivivere da uomo e non di cante con vale cucinanto de pan negro ci pinta pignata che voi dovete come nessuna senese e non de leva di ma son stufo de faisati mortali resta di piatti miei. Anche lì, ma questo è il periodo che sono due anche pignate di tutti. No, non quelle di tutti, sono le nostre e quelli come gli altri, le esclusa. Tanto per piacere, no, non potevano neanche sentite. Appunto. Ed è quello che voglio giocare andare a sentire. Oh. Sono stufo di mangiare il bacco. Oh, alla dove anche mi decidevano se gente, decidevano se... E se cosa se per decidere? Per esempio, se vestive da uomo,
Oppure mascherava e torna messo da prete, messo da soldato con i capelli da beduino in testa. Sentite per piacere, sentite, che se ne può sentire, e se ne senta, ma ne tutti i taccanti. E non era come una pia che crio apposta, stavolta, che vado in qualcuno a fare un discorso, e non comincio mica come quello là, italiani, non comincio, in da maniera più semplice, gente come me, lingua di Ciantava. E allora Ciantava voi fa primo, ma non lei capia, che se ne senta nel metà italiana, mi compreso, e poi cosa per decidere gli altri? Cose, che un lusso è creato ai barchi, un lusso che gli altri vestiti non si potevano mai permettere. E siamo anche una bella manica di noi. Abbiamo anche il coraggio di dire quello che pensiamo. Ma allora dico, oh, pagliaccio, a cose che insieme a fare, cosa non ne serve il cervello, se poi fanno sempre solo quello che ne dice gli altri. Non so, ma se crea qui, poi mi dice che devo fare tanta per l'aria. E togli, e vedi che una pigiama, e la cosa è che, mi non che sono per riuscire, sono data a miei balle. Papà, vediamo che amico ti... Ecco lì che se sono tu una misia fai eroi. E vengo, che dite per me? Che? Amici! No, amici di chi, no? Amici di tutti! No, di tutti le cucine, di questa stagione i santi in ferie. Oh, mi piace, nessuno in pericolo! E allora non siamo solo che amici, siamo soci. L'ingresso ai pericolanti in questa casa è completamente gratuito, avanti, avanti. Che il Signore vi benedica! E non le conserve a salute, visto che non è arrestato. Nato curioso. Ma non mi riconosci, nonno! Sono tornato, sono benito, nonno, dai, sono a casa. Oh, ma lo grano, vuole vedere il pigiato grano, oh, ma che fa? Allora, che mi dici, nonno, Padre, mi perdonisca, padre, mi perdoni, guardi, io non mi posso inginocchiare, vede perché ho la gamba tinta, ma io sono un eroe, sono una medaglia d'oro, io certe cose non le faccio, lei è tutto quello che fa, gatto fuori dal polaio, piti, zacca, io gallo, padre, io mi perdoni, padre, a lui voleva che mi giattasse anche al polaio. Padre, mi perdoni, padre. E che ti finisci di chiamare padre tuo figlio. Oddio, appena ti dà verità, Eccomi qua, papà, sono benito, sono oddio, tornato. Benito. Ma scusa, ti sei fatto breve tutto il corpo senza dire niente. Dimmi che sono solo un breve provvisorio, Carolina, dite chi che le arrivò Benito. Quale Benito? No, quello fatto in casa, perché l'altro non capiva merda. Detti tutti? Sì, sono tutti miei. Non mi manca neanche un tocchettino, Come mai non sei in divisa? Scusa, e questa cos'è? Veramente aveva detto che quelle dei partiti da qui e avevi un po' più la camicia, ecco. Diciamo che dove mi trovavo io era un po' passata di moda e allora mi sono messo questa moda classica che non cambia mai. Chissà perché, ma con questa mi sentivo molto più al sicuro. Beh, forse perché è più lunga e copre di più. Però ha solo un inconveniente. Troppi pomeli per il mio carattere. Per abbottonarla tutta ci vuole mezza giornata. Come mai sei a casa? È proprio
Come mai? Neanch'io pensavo di arrivarci. E se non era per questa bella rastrelletta di pomirinelli, arrivavo davvero. Non hai risposto alla mia domanda. Come mai sei a casa? Dimo che sono in licenza. In licenza? Di questi tempi? Oh, impossibile. Non dire che ti hai disertato, Disertò. Cosa vedi sta parola? Abbandonare la consegna ricevuta. Trasgredire gli ordini. E allora ti comunico subito i miei ultimi ordini ricevuti. E chi me li ha detti? Era un tipo che aveva parecchie strisce sulle maniche. Ha detto: ragazzi, è finita. Tornatevene a casa. E di corsa vi conviene. E sarà per per primo. Niente così, Berto. Noi fedeli alla consegna, obbedienza cieca, pronta e assoluta. In 2 minuti in quella caserma non sono rimasti nemmeno i pidocchi, anche quelli sono venuti via insieme agli altri. Però, ragazzi, basta parlare di queste cose. Sono qua che ho una fame becca. Anche gli altri. Te l'avevo detto che un socio, no? Non ditemi che non avete niente da mettere sotto i denti, Si trattava di... Forse riusciamo a fare una boletta. Granun? Sì, grande. Ma Granun becchine? Grande un becchino, sì, è vero. Ah, perché ti vedi giù appena gallina? Magari. Sta giusto, parlando di un lupo, la roba, parco. Porca, ma quante volte devo dire? Io non ho rubato questo granone al parco. Oh, miro che lo rubò nelle sue funzioni di parco. Se che lo rubò, lo rubò. Hai galline, un gallo, piti, sape, già finite. Hai la linea del parco, aveva bene. Va bene. E allora è per questo motivo che padre mi perdonisca, papà, per piacere, ma dai. Ma non devi prendertela così a cuore per un po' di granone. Stai Non tranquillo. mi dicendo tutto, qui hai fatto un po' di boletta. Ma sta tranquillo che anch'io in Russia ho fatto le mie. Scommetto che anche tu hai rubato al parroco. A questo parroco no, non c'ero. Ma un altro sì, vero? Ma neanche, su, non ho rubato niente a nessuno. Almeno credo di non aver rubato niente a nessuno. Poi non era un parroco, casomai era solo per un curato, Ma a che punti siamo arrivati? Mimina ha dei punti semplicissimi, la pelle prima di tutto e di tutti. Ma comunque lasciamo perdere, non mi sembra il momento di parlare di queste cose, ragazzi. A proposito, quel bel pezzo di fiduciario di tuo marito, dove lo possiamo trovare? È stato rapidamente trasferito. In zona d'operazioni, fuga rapida. Ho capito. Ma ti vedi anche io da questi giorni o torna, se non per altro, se non per lei, per me già sono gruppetto. Gruppetto? Sì. Che gruppetto ti stai parlando? Del gruppetto di cose che lei parla quello che poi va già dai, mago, gallo e gallina. Comunque sentite, io adesso vi racconto un po' com'è andata. Come? Allora, ragazzi, vabbè, insomma, la faccio rapida. Quando quel tipo lì ci ha detto di scappare via, di tagliare la porta, ce ne siamo venuti proprio via tutti, ma proprio tutti, Anche i più. Anche i più. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stata quella di trovare dei treni che ci portassero a casa. C'erano dei treni, ed erano anche destinati a noi italiani, però non portavano a casa, ma facevano tutti quanti capolinea nelle amene valli teutoniche. E poi c'erano anche dei, chiamiamoli, dei ferrovieri, che non bucavano biglietti, ma bucavano il cervello e chi in Germania aveva per l'anima di andarci. Ma dai, non rallentiamo per la cinema, avanti, dai, marcia, che fame, su! Anche. Dove è rimasto? A stazione adesso. Bravo, a stazione. Sì. Appena ho capito come si era messa, ho incominciato a girare tanto alla larga dei treni, ma tanto alla larga dei treni da dimenticarmi persino come erano fatti. E infatti poi me lo sono dimenticato perché dalle ridenti e placide valle del Don fino a qui io me la sono fatta tutta a piedi.
A te. A te. Beh, neanche a piedi è stato facile, Con tutte le schioppettate che mi arrivavano a fiore dei capelli, subito ho capito che dovevo immediatamente cambiarmi d'abito e trovare qualche vestito borghese. Comunque, vestiti borghesi non ce n'erano, non se ne trovavano. L'acqua bolle, cosa devo fare? Cacciato lì. E dove? E dopo tu cacciala. Bravo, dire un'altra cosa, cucina quella le tanto, prega dalle buone. Ma che conta? La caccia con la vita. Ma lasci immaginare, ma la c'è. Comunque ragazzi, come vi dicevo, vestiti borghesi non se ne trovavano, neanche a peso d'oro. C'erano divise di tutti i colori, tutti i tipi, tutti i gradi, ma vestiti borghesi, niente, neanche da donna. Ah, va bene, non serve invece quello mai idea lì, ma dentro la fucina che non devo una fame. Serve invece a bene, Giannino. Avanti, ti conta che te sento anche di qui, avanti. Allora, a un certo punto ho pensato, mica posso arrivare a casa in Mianda. E allora, davanti a una chiesetta, anzi, davanti alla porta di una chiesetta di un paesino, mi sono venute in mente quelle frasi che ti insegna la dottrina. Bussate e vi sarà aperto. La senti questa frase? Date da mangiare agli affamati e vestitevi nudi. E io nelle condizioni in cui ero ben più che in regola per bussare con la porta. E così mi sono fatto coraggio e ho bussato. Aprire ma hanno aperto. Mangiare poco però me ne hanno dato. Ma il prete poi è andato nelle camere quando si è trattato di vestirmi nudi. Perché quello che aveva l'avevano già portato via tutto. Ed erano rimasti solamente i vestiti dei ricchetti, ma quelli erano stretti e corti. È l'unica divisa che aveva indosso. Questa. Non dimmi che ti hai trattato indosso, No, siamo sopra i tocchi uguali a me. E te la lasciò Miande. Sì, ma Miande le tela, bianche, belle, lunghe, belle eleganti. E comunque ben migliori delle mie, E lui cosa ti ha detto? Guarda, all'inizio non ho capito perché ho cominciato a borbottare qualcosa fra i denti. Poi ha aperto le braccia, ha guardato in cielo e ha detto: sia fatta la volontà del Signore. Che tu proprio pensare. Diciamo che ho trovato uno che ci vedeva poco e che non si è accorto che mentre ce la stavamo giocando ho barato un pochettino. E questa non deve essere più una buona azione. No, più che non buona, non bella. Perché vedi, mentre ce la stavamo giocando, mi è venuta in mente un'altra di quelle frasi di dottrina: l'abito non fa il mondo. E allora avevamo pensato, lui è un prete, e se vuole può tranquillamente continuare a esserlo anche senza vestirsi, veramente. Io prete non sono, e almeno un vestito per mascherarmi che assomigliare a un prete mi ci voleva. La puretta mi sa che è assaggia pronta. Ah, fammela assaggiare, che di una cuoca come te mi fido ben poco. Cosa vi avevo detto? È completamente senza sale. Caro mio, il sale deve bollire ancora un'ora, come ha detto nonno. Ah, e così siamo anche senza sale. E senza tocco. L'inquilino del piano di sotto vende il riso e si compra il salotto. Il portiere lavando le scale vende il sale e fa dei milioni. Allora, per darvi un'idea di quanto è prezioso un chilo di sale, il giudesi è uno di quei grandi manifesti che troviamo per le nostre città. Questo in particolare lo trovo per le vie di Bologna e di Parma. Il comando militare germanico comunica a coloro che riprenderanno prigionieri di guerra americani o inglesi o ribelli fuggiti verrà immediatamente data la ricompensa di lire 1800 oppure di 1 chilogrammo di sale. La ricompensa verrà data a mezzo dei reparti di truppa o luoghi militari germanici
di servizio cui i fuggiaschi verranno consegnati. Papà, te senti io? Ma senti, Cosa te ne dici? non so, non riesce a capire una cosa, se lo sa che costa troppo caro, la pelle dell'uomo è troppo poco. Sì, vabbè, ma dopo sì, tante e tutta la battaglia che hai fatto per avere un po' di pulita, e non è senza manco mangiare e poi devo digerirla. Certe cose non puoi digerire manco di buono. Dici? Anche me. Attenzione. Il cavallino è bianco, i portici sono lunghi, Giovanni ammazza i leoni, il cielo è pieno di stelle, domani piove. Chi che è? Papà, mi su me. Sì. Benito, ma cosa ti deve fare qui? Ma questo qui? Ma mi ha detto che ho poco di foto. Finisce che sta già quando mandano in Germania per così. Sei da scendere che ti parli proprio uovo, Di che stai tanta scusa in casa di te, ti fuori a città qui fuori. Insomma, è un uomo.
No, non lo chiami, appena si no l'allarme, vuole scappare in galleria con la valigia di tesori. No, meglio così. Te parlo da uomo a uomo. Come ti ha detto? Da uomo a uomo. È la prima volta che mi sento dall'uomo. Noi facciamo tanti modi. Facciamo soldato, eroe, fascista. Qualche volta mangiamo anche capofamiglia. Mangiamo tante volte sciarco, gavagigia. E già ti ne mangiava uomo male. Se non ti hanno chiamato uomo, probabilmente perché non hai mai voluto esserlo. E questo ti dice te. Aveva scivo che la mia insegnò a fare tutto, mia da dopo la prima grande guerra e non lo dovevo fare altro con soldati. Neanche a me è stato insegnato, però Non a me, è vero? non tutta, però in gran parte la colpa è anche tua. Perché vedi, perché toccava a te aprirmi gli occhi e non darmi da bere per buono tutto quello che mi insegnavano a scuola. Tu sapevi che mi stavano a puntare gran balle. Ma mi lo puoi raccontare delle cose, dite le cose che manco me sapeva. Non è vero, papà, perché qua c'era il nonno e il nonno ti ha sempre detto che c'è un altro modo di vivere, un altro modo di pensare, ma tu no. Tu hai fatto una scelta e quel che è peggio, che la tua scelta l'hai fatta fare anche a me. Ecco, sono queste le tue colpe. Comunque, lasciamo perdere questo discorso. Papà, ci sta capitando proprio ora l'occasione di poter diventare degli uomini. Sì. Beh, ma è vero? Uomo. Uomo. Non ti preoccupare per l'età, eh? Quando si è vecchi si può essere uomini, anzi, lo si deve essere ancora di più. Anche che è stato una marionetta divisa come me, l'anno del sicuro. Papà, sui monti è pieno di gente come te. Scemo da questa stagione che concreto che fa. Ma dite giochi però, No. sei matto. No, non sono matto. Ti sto solo dicendo che sto iniziando a diventare un uomo. Dite sei diventato un uomo matto e matto invernale, presumo. Papà, io prendo, parto e me ne vado sui monti. Ma lui decisamente proprio ti ciò. Dai punti che fino è grave in questo periodo che vai qui. Ma no, papà, scusate un po', ma secondo te cioccano tutti quelli che ci sono già? Ah, non l'ho detto Sono no, non l'ho detto che sono matto. Solo detto che è di uomini e di disperati. No, papà, no, non sono disperati. No. Tu adesso stai offendendo della gente che sa quello che vuole. Meno stanno offendendo nessuno, non voglio offendere nessuno, e tanto meno quelli che hanno coraggio di dire quello che pensano, anche un pelo, quelli che è pronti a crepare e ci mettete piuttosto che lasciate mettere i piedi addosso. D'accordo, quelli si vogliono, ma secondo me sono uomini disperati, uomini che non hanno niente da perdere, uomini che non hanno la fortuna che te, quella di restare scuso in casa della sua dove lì non veniva mai a pigiare. Ma non è vero, papà, non è vero, perché lassù, in mezzo al cielo, c'è gente che ha perso la moglie, i figli, il papà, la mamma, ha perso tutto quello che aveva e adesso ha un fucile in mano perché vuole difendersi, perché vuole essere libera, perché non vuole più sbagliare come hai fatto tu e come tu hai fatto fare a me. C'è gente che vuole vedere sui figli innanzitutto imparare a essere degli uomini. Questo è Pontevano se diventa uomini, se diventa di eroi, la gente come me se diventa, e sì che ho avuto che bisogno di gente come quello che è. Posto per gli uomini che ne dai sbagliato, non come me. Papà, il posto per gli uomini è un fatto, è un problema che affronteremo dopo. E quando? Ma non ti rendi conto che adesso stiamo lottando per avere questa possibilità? E se siamo costretti a farlo con un fucile in mano oggi, non è colpa mia! Questo ti me l'avevi saputo. Lo so benissimo che è colpa. Lo so benissimo che è colpa degli altri veci tutti, sì,
se c'è quelli come me che si incacciato dentro la camicia negra, se c'è quelli che fece qualcuno vede e se c'è quelli che non l'ha mai più portato, ma lasciò che gli altri sapessimo. Mica si mai di Vanascimo, mica. E invece che ne gli altri svegli, gli altri a pagare cambiali come firmò gli altri veci tutti. Mi di Vanascimo, di me, e che devo andare per 2 o 3 motivi. Ma il primo è quello per rimediare in meno alla festa. Il secondo è perché non vedo che gli altri svegli, ma gli altri che firmò quelle cambiali. E allora perché non ti che fai? Che? Sì! Perché sta maledetta gamba! A gamba dell'eroe, a gamba tigia, come dice Telenoro! E mi lasci io cosa è troppo. Papà, lassù, quelli che sono lassù, non sono mai troppi. Fermi 3 minuti. E vi questo adesso. Troppi per essere tutti veri e tutti giusti. Troppi. E questo è il gruppo che veniamo a perdere dopo. Ti vedi poco fa ti mi hai detto che mi notasse io altra strada che quella dell'orbace, quella della camicia negra, quella della patria, cammina per ti vedo. E allora ti dico, perché ti vuoi nascere? Perché? Ti domando. Perché se ti lasci i monti per stare da parte di quelli che stanno guadagnando, via, figlio me, da alcun peso che sta al piede. Da parte di quelli che ha sci torto massimo, perlomeno è convinti di aver ragione. Quindi ti rifaccio questa domanda per la terra. Perché ti lasci i monti? Ci vado per dimostrare a tutti che un uomo vale ben più di 1 chilo di sale. Alle così? Alle così. Se alle così allora devo se da fare. Ehi, dammi la mano! Ma cosa ti fai? No, Diego. Hai andato. Già fatto via, attacca là il raggio dello cielo. Subito. Barco nero chiama Orso Bruno, Barco nero chiama Orso Bruno, passo. Orso Bruno in ascolto, parla pure Falco Nero. Un canarino di pura razza controllata con lo scino della sua gabbia, passo. Ok, fornisci la medaglia al canarino, forniscilo di becchine e liberalo alla solita ora. Dare conferma, prego. Confermo, passo e chiudo. Ma ti mi fai spiegare? Stacca subito con lo piede prima che la rifai addosso come di farti. Poi ti spiego tutto, dai! Poi fa la radio questa. Vuoi la spiegazione? È stata così. La spiegazione più bella. Alle qui. Carnello. Toccare. Che? Una simplex. E l'altra simplex. Questa mattina mia perché vi mangiate a scorta mattina da loro. Anche io solo queste, domani vi va a portare via. Bumbe a mano? Bumbe a mano, perché quello? Ma da quando? E da quando? Da quando ho visto il gruppetto che te sei, da quando quello chilo del sole mi sono stato occupato. Quando qualche rimanito del cervello, da quando non ti interessa da quando, che fuga e basta, ecco. Allora aspetta un minuto. Già questa medaglia. Cos'è che? Già questa medaglia mi dita al collo. Lo so che è spaghetto non ha cadernetta, ma chi ha fuori da re, che è il numero. 36. E fate che io 36esimo cannaio che mi mando su. Tra 2 minuti precedenti la bene in muro, perché avete cosa che è lì poi davanti? Sant'Antonio? Sant'Antonio. Cosa dice Sant'Antonio questa sporca guerra? Via che i stati guerre non le devono fare, sporche le pulite. Comunque l'importante è lo numero. Chi tiene dalla parte del numero,
quando ti sciocchi in fondo al Caruggio, tra un minuto preciso, un minuto e mezzo preciso ti devi essere in fondo al Caruggio. Qualche dito ti mangiare. Che ti merone, ti corri studi e poi pensare tutto. Ciao uomo. Se rivediamo, papà. Adesso non dimentichiamo oggi, spero bene. Ciao, papà. Ciao. Mani. E ora sapesse, così difficile diventare ovvio, magari è una cosa un po' più semplice. Aspidoro, come sei capo del vampiro, parola me che lo faccio fuori. Ma con chi è lei, no? Con quello disgrazioso che mi ha fregato la malice, non me la buttava via proprio davanti al naso. E se me ne state a casa è una cosa simile, non mi è capitata. Ah sì, me ne stava a casa con la lacrima, mica tutti sono eroi come qui. Ma dico proprio da sera dovevano sequestrarmi, la cucina solo mi ha rimesso tutto il corredo per la notte di sinistrato. Anche per dove tiro. Mi tiro? Ma sabato già lei, ma come hai fatto a fare come tiro giù in galleria? Tra la bombarata restano là da solo, non so. Stavo parlando dove tiro che mi ho offerto da Catena. A Catena? E dove hai detto? In galleria. Alle tette c'è anche lì dall'allarme. In bocca se siete venuti a settare proprio vicino a me. Me l'ho vista. Come l'ho vista dico ciantona bella per via dei polletti che non diventa mai tiro che non vi dico. E siccome in giro per aprire i suoi clienti, abbiamo regio 3 panetti di tiro, basta che te sei sito. 3 panetti di tiro e 3 più, poi non l'hai piacciato poco? Non lo manco toccato. Però se trovare una fuga che non mi dico, Okay. è quell'ufficio del po'. Ah, ci siamo lì che sul chiuso della galleria, ma c'è proprio in braccio, come ha detto, ha parlato la valigia, signore. Signore, facciamo signore. Come dovevi chiamare, trampai. Vabbè, andiamo avanti. E allora mi ho detto, perché dovrei aprire quella valigia? Semplice. Perché sono della nonaia. A me veniva meglio di tiro e già poi meglio colpo. Oh, però la valigia non mi va. E petto bene, allora? L'ho aperta lì. E come ho visto il petrolio che mi porto sempre in galleria per lume, mi ha detto, piacente signore, ma le sequestro questo petrolio perché serve per i nostri carri armati. Ma allora è vero che il petrolio per i carri armati trovano dappertutto in tutte le epoche. E come l'ha visto di tiro, piacente signore, la serone sparì qua al vice. Però che è qualcosa che mi non sembra. Scusate un attimo, questo tizio qui mi facciamo per 2 o 3 volte signore. Ho parlato di mangiare documenti. E non mi portano via roba, dovevano domandarmi i documenti a me anche. Sì, doveva farvi anche il verbale, ma guarda, come c'è un nero, dopo dei papiri scritto non me la lasciò. No? Perché lo doveva rilasciare? E se vede che la vecchiaia fa preoccupare. Chi è che quello non le ha della nonaia allora, quello le ha libro giù, o l'ha visto obiettivo prima nella vostra valigia e poi via. Gran ufficio della cooperativa! Ma lì, l'ha fatto proprio come voi, non si è portato via un gran nulla davanti a un becco di galline, ma mi se la berro, quello lì, controllo tanto da fare che sul più di tiro vicino adornato, e poi non le mica difficile incucciarlo, una cicatrice in 2 mesi da fronte che si riconosceva a me sua 1000. La cicatrice in mezzo alla fronte è lì. Sì, proprio in 2 mesi. Le mie ignoranza come me? Dall'altra parte. Ma la cicatrice l'è mica fatta a forma di croce. Sì. Ah, lo conoscei, il sangue delinquente civile, uno può essere con un amico vostro, che sei scemo e che mi mettei a lì e che mi porta
porta via tutta la roba. Ho sempre detto che ci è come una lama. Ma vieni, io pensato a faccia che fai quando vedi occhio lì a quello lì. E allora dimmelo! Quello lì della non l'ho mai da catena, quello da vacca, mi la mano la testa quella di Ma figlio della rompite! Mica ne dà tante, ma che ne Oh, dà stavolta l'input e cicatrici. io credo che con quello canelo lì è un IP, che caldo, Ma c'è sto canelo come serve! Chiamalo qui, possiamo chi c'ha nove. Ma mica ne dà tante di quelle canele, ma tante di quelle canele. È fermo lì! Però non c'è aperto. Non so cosa ha aperto, perché lei oggi sto perché non è a Camolo. No, le vedi. E le Camolo, e sapessi fatto ogni tanto di gente, sei ma Camolo. Con cosa deve fare da gente con gran che robo fare tu? Ma dammelo qui con il mio tutto, Ma c'è metà. Via correre con le pascole. Calma, oh Dio. E ti dentro che cosa è questa cosa? Una scappetta di acciue. Te la ci vai mancare. Non ho fa una scatoletta per acciue. Ma lei mi deve dire. Ma tu sei lo spaghetto, tu metti che era tipo ti oscuro nelle telepretate. Me non ne capisco. Non mi capisco bene. No, te tranquillo che mica sera mi capisco sempre bene. Non mi capisco bene, dammelo qui e dammela. E altrimenti cosa? Altrimenti qui hanno tutti i denti. Hanno tutti i contenitori da legno lungo. Ma non so le pensetti, porta luce per contenere. Ma te ne fate di cosa? Una scatoletta per acciue o l'intero tu generale? Calma! Dammi che tu stai lì, No, devo sentirmi lascio qui perché mi fate io tu milioni di baionette. Sì. Mico questo candello con questa scatoletta dentro a due più questo, poi la c'è la metà e non te metteranno un più l'anima perché mi stasera non mi capisci. Ma capisco bene, dammela qui che poi Ma mi stai comportando come se mi te manga avesse una bomba. Appunto! E che voleva tanto a dire che quindi Sai che deve stare con il spaghetto mi piace e allora allora a me che quando appena venuta la catena poi ti ho spaghetto come se non bastasse quelle che c'erano di fuori anche in casa voglieremo. Vuoi dire cosa che fa per la fare lì in casa nostra? Vuoi dire? alle ricordo. Di gran belli ricordi, voi dico che ci dica subito cosa che fa quella fare lì in casa. Adesso di passaggio non sapevo dove metterla. Bella idea che avevo. Trento, vede un cammello che poi uno è più il cammello, ma non è un arsenale ambulante. Ma che pensai? Che pensai proprio bene, io te lo fornire un chilo di fena. E per di me che voi fate un po' di vita gente con questo candelo. Dire subito cosa che fa in casa quella bomba lì! Alle chiede passaggio, sapevo dove metterla, ne ricordo me lo hai pensato che possa asciugare un po', che stesse cicate? Bella idea che ha più. Vuoi dirmelo, o no? Cosa ne fa?
vi va a portarmi idea. Allora, che ci dico tu. La vostra bomba alle scorta? Sì. Domani, dovrei portare le altre, ma tu sei messo a vendere bombe a borsa nera? Prego, ti regalo. Ma la beneficenza. E davo anche la vedendo, ecco, non sai come ti capisci. Allora fuori. No, ma subito chi che ha portato a stare alla catena? Tipico ma catena ma ci stai. Oh. Sì, vabbè, ma qui una bomba di mano non si mica fare scelte. E poi, visto che è sempre di moda, allora fai bombe per sistemare tutto. Che bombe sistema solo chi vende, chi fabbrica e rovina anche se è più caro. Comunque, ormai sono un ballo e devo ballare. Qua camparella. Anche qua camparella. E con che musica mi sei messa a ballare? E se mi tengo le bombe in casa di questa stagione qui puoi capirlo, Ma è un Benito, lo sa? Sì, ma che va? Perché tengo subito con la bomba in mia segreti e poi gli fanno il pacchetto. Stavo parlando di un nostro Benito, quello fatto in casa. Mi piace che c'è poi subito il rumo. Vabbè, sei stato qui a America, lo mio volevo chiamare lo Spartaco. È bello, a quei tempi lì c'era lo Spartaco. E vigilava tutti quanti, i figlioli e le matrici comprese. Non lo cosa. Devo parlare nel sorpresa. Qual è un Simone? Allora, Simone. Ma santo Dio, che fa un freno cavi Simone? Ma non è me che ve lo dico. Che lei vede almeno? Ma c'è dell'anno? Mi ha detto due, di me, anche dritto camion di queste. Credo poco. So farsi anche come hanno fatto sia amico qua. Che io dico? Se dice qualcosa a radio. Pensi, spero. Che se vede che calmasse tutti, perché mi faccio venire. E te lo ricordo qui. Attenzione. Dai. Attenzione. Eccovi ora in altri di tanti belli manifesti dell'epoca. Per disposizione del Ministero dell'Interno e sino a nuovo ordine, qualunque pedone o ciclista sorpreso a circolare nel territorio della provincia in possesso di armi da fuoco e senza regolare autorizzazione delle autorità competenti sarà immediatamente passato per le armi. La mia mamma mi diceva di non andare sulle montagne, mangerai solo polenta e castagne, ti verrà l'acidità. Mangerai solo polenta e castagne, ti verrà l'acidità. Se non ci ammazza i trucchi, se non ci ammazza i ricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. La mimorosa la mi diceva di non andare con i ribelli, non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposare, e non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposare. Se non ci ammazza i trucchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. I scivuti che sono andato piacere. E quando sono tornato a Sena, le ho 25 d'arvido 1945, ecco che sono trovato. E c'era mia mamma vestita di rosso che ballava col mio papà, e c'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. Tutto bene. Tutto bene, e di che finite non c'avano. No, ma questo che credo poco. Tanti altri puderete, ma che magari saranno più belle. Ma dei disgraziati già c'è bottiglia che ne restiamo lungo perché catena in zio che ne sai a sempre. Ad ogni modo, speriamo se non altro
in un latte migliore. E te la sera un po' meno sinistrata è quella che sta cambiando da un lato. No, la cena rifaiamo meno sinistra, magari vedete più a sinistra e magari sai anche un più bello, Oh, ma mica piace poi andare via a porta senza tanti patenti della vita. Oh. Papà, Te stai... papà, è un perso. No, per me non è né perso né guardo. È solo che è finito. E quel bello topo grosso del tuo maio? È stato rapidamente trasferito. E tu vestita breve che la lasciò venire. Che qualche perduso dove non sortite, ma gli elementi come tuo maio sono gente gramma. Ti cacci via dalla porta e rientrando dal punti, vedi quelli lì su. Come tumori maligni, e da quelli non vedi che ti salvano. Ti possono prevenire. Ad ogni modo mi sa che si vieni a questa casa per l'estate, vero? E se non vengo qui, dove è che mi posso andare? E allora mi spieghi quello che non vedo che te lì nascosto. Avanti. Non posso. È tutto quello che mi restò. Se siamo restati gli altri, Ma papà, Dammelo! daglielo. Daglielo. E se non ti arrestò altro, che la gente che non mi manda arrestò e unge per garantare che era ancora anche quelle, dammelo! no, Daglielo, se siamo restati gli altri, che ti la prima famiglia esattamente. Daglielo. Dammelo! e vabbè. Ma cosa ti deve fare? Dio mio, non ce ne faccio. Lo restituisci a quelli che ti darai picciò. Ah, e quella me! Ti riacca me, figliuola. Una patria fatta senza confine, dove di fede. La patria che intendomi alle fette per dare cuvio a tutti. Non so, a tia mia, a lei, agli altri, a tutti, Oh, eccoli, su i miei pigiame. Ma chi ti va che ti senti per mia pigiata? Oh, che un gruppetto non ti lancio in tutti amici quelli che dicono alla nostra porta. Meno quello che viene a scrivere a vicino le case. Papà, nonno, alla finia per tutti. E te, Carolina, tu non mi vieni a abbracciare, sono te fre. Giuro che alla finia anche per te. Eh no, per te mi sa che non è ancora finita. Ma perché fa così, nonno? Perché? Perché cerco di spiegarti con parole povere, ti vedi, ti sei contento per pesanare tanto inerte da diventato un uomo, lei invece deve chinarsi, domandare un mucchio di scuse per diventare una donna. Comunque vedete, è sbagliata, perché non è mica confinia, per te mi hai detto che è tutto subito. Va tu a fare allora. Chissà tu lo sai anche. E ora io come scemo, dico, dove sei a letto? Dove te stai tu? A guardare una medaglia come data. Ah, ma la vostra è una mania quella medaglia, No, ma questa chiara è più importante, ci vera, c'è sostanziosa. Sono curioso di sapere che cosa c'è lì dentro. Sì. E anche lì. Ah, che ne? Come abitiro? Proprio obiettivo no, ma che hai detto qui a Cicciano. Bistecche al sangue e questi sono i resti gloriosi di ciò che fu la vacca della Caterina. Allora, e questa sera maglia. Avanti, dai, te dici anche gli altri, diciamo a carega perché non si può. Dai, vieni. Qui sei senza te, mi arrivo fra me. Qui Valesi, lei prima.
quello in due righe, quello che alla Padova si tende sera per avere una giornata come questa. 1863 partigiani non ho visto casa sua e 2200 non sono mai più sortiti da dove è stato in cadenetto. Scusa, ma perché ti ha tutto questo? Così. Tanto per non scordarsi. Grazie, ma come autore, visto che gli sveli, ti viene a cangiare il titolo. Ai sveli dire tanto per ossaci, perché mi pagano ossaci. Bravo! Bravo Giorgio! Bravo! Bruno Mora nella parte della storia. Anna Maria Morana. Paolo Foco. Queste due persone qua che hanno la disgrazia di avere il mio stesso cognome perché sono loro padre e io. È la colonna portante di questa commedia, Emilia Melano. Mezzo principale, mezzo no, e mezzo dipendente, Ottavio Gori. Vinti tempi che Zena c'aveva e andava del negro vestia. Vendere usinava nei monti, un carretto un porchi a porca. E tre porchi signori, uno vuela Giulia. Tutti tempi che un anno Manuelo, o portava il stacchi a periodo, si premunti vedevo porca, e aspettava che fueva cara. Ma sei pochi signori, uno vuela Giulia. Tutti i tempi che ne giù di sera, e adesso si monta a crepare, queste porche palanche al caretto, imboscava tranquillo ora. Ma sei pochi signori, i tempi che senza palanche e nei monti del Denarine han trovato che l'antico purca una vega bottega in te e sei pochi signori come vueva Giulia i tempi che spero vediamo anche forti vediamo là e adesso tutto frutta tutti quanti saiemo a mangiare o l'ultima non è venuta bene ragazzi no, ti facciamo l'ultima in tempi in tempi che spero vediamo l'ultima i tempi che spero vediamo non saranno prosciutto per tutti anche pochi vediamo là e andato a tutto
tutti quanti sai